Non usa mezzi termini il prefetto di Venezia prima di entrare nel vertice fiume con governatore e primi cittadini ed affrontare l'emergenza immigrati. Il rappresentante del governo ha ricordato anche i numeri: 5.000 profughi assegnati al Veneto, poco più di 3.500 quelli sistemati e solo un comune su 5 interessato dall'ondata. Tradotto, da qui a fine estate ne arriveranno altri 1.500 ed i comuni interessati potrebbero essere quelli che fino ad ora hanno alzato il muro. La soluzione è coinvolgere tutti i municipi e questo indipendentemente dalla volontà dei sindaci. Le stesse parole ripetute sabato nell'infuocato pomeriggio di Eraclea. Per me l'unica soluzione praticabile, perché io non posso imporne altro, non ho questo potere, è quella di una ripartizione su tutti i comuni della provincia. Ci sono 300 residenti qua e 300 migranti, gli altri sono qui e mi telefonano. Com'è la situazione? Perché io vado anche a Caorle, gli altri hanno la possibilità di scegliere se venire o non venire a Eraclea Mare, però io non ho la possibilità di scegliere se pagare o non pagare l'IMU, se pagare o non pagare le tasse, se mangiare o non mangiare con i miei figli. Esistono queste persone, se non stanno qua dentro non c'è un posto alternativo se qualcuno non lo offre. Non è che io ho fatto una scelta, non è che il prefetto dice no beh, non li mandiamo lì e li mandiamo qua. Dall'altra parte il muro del governatore. Luca Zaia ha ribadito il no della regione, contrarietà che verrà ribadita anche domani al capo dello Stato Mattarella alla sua prima visita ufficiale in Veneto, a Vicenza. Abbiamo già dato, come voi sapete, abbiamo 517.000 migranti in Veneto e penso che i risultati dell'integrazione avvenuta in Veneto siano sotto gli occhi di tutti. Diciamo che noi non possiamo pagare il conto dell'inefficienza e della cattiva gestione.